Oggi Agrigento e Favara si ricongiungono, è arrivata la gru che unirà le due estremità del nuovo viadotto. 8 comuni della provincia chiamati al voto, ma ancora non ci sono i candidati. Morte 2 sorelle in un incendio, salva la terza, si schianta un piccolo aereo, morte le 2 persone che erano a bordo. La Regione procederà all'esproprio e si farà carico di tutelare il sito, e quanto emerso al termine dell'audizione in Commissione Territorio e Ambiente all'ARS. Agrigento e Favara si ricongiungono, è arrivata la gru che unirà le due estremità di quello che sarà il nuovo viadotto Petruse. Dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Al via finalmente i lavori per congiungere Favara e Agrigento attraverso il viadotto Petrusa. Stamani è arrivata la gru che permetterà di alzare il pilone di ferro e così poter completare la struttura che è di vitale importanza, che mette in collegamento le due città, zona strategica per gli agrigentini e non solo. Così si potrà arrivare con comodità al carcere Petrusa, ma non solo, anche all'ospedale civile di Agrigento. Gli stessi mezzi dell'istituto penitenziario Petrusa potranno finalmente accedere agevolmente all'area del tribunale, senza dover fare così un lungo giro da Aragona. E così anche chi ha necessità di arrivare in città o a Favara smetterà di soffrire con lunghi, interminabili e tortuosi percorsi. Grande è stata la soddisfazione arrivata dal cartello sociale formato dai sindacati, dalla Chiesa, l'ufficio pastorale in testa con Don Mario Sorce, i rappresentanti delle forze imprenditoriali, che già sabato scorso hanno realizzato il primo di una serie di incontri che servirà a monitorare quotidianamente le opere stradali ferme da tempo. Alla riunione in prefettura è presente il capo di gabinetto dell'assessore Falcone, il vice ministro Cancellieri, il prefetto Caputo, che hanno dialogato con i sindaci e i presidenti dei consigli comunali, che hanno partecipato per la prima volta al tavolo. Si è infatti deciso di istituire 4 tavoli tecnici per le diverse zone dell'Agrigentino, la nord-est, quella del centro e quella della montagna, con un metodo di lavoro che vedrà impegnati a determinare sin dal prossimo incontro fissato per lunedì 9 marzo i concreti interventi che si faranno in ogni porzione del nostro territorio, interessandoti sia delle più importanti come la strada statale 189, la 640, la 115, la 118, sia di altre con minore interesse ma ugualmente importanti per la gente. I prossimi tavoli saranno presieduti da un'equipe formata dai rappresentanti del cartello sociale, dal capo del genio civile Lamendola, dall'ingegnere Di Carlo per l'ex provincia regionale, un esponente dell'assessorato ai trasporti e ovviamente dal vice ministro Cancelliere e dal prefetto. Oggi la prima risposta è arrivata con l'arrivo della gru di grossa portata che alzerà il pilone necessario a collegare le due sponde Agrigento e Favara. Amministrative 8 comuni della provincia di Agrigento al voto, ma non sono ancora definite le candidature. C'è il servizio. 8 comuni della provincia di Agrigento sono chiamati al voto il prossimo 24 maggio e in molti di questi non è ancora del tutto chiaro il quadro delle candidature a sindaco, mentre nel capoluogo si continua ad attendere che vi sia l'effettiva individuazione degli schieramenti e soprattutto che il centrodestra scelga un tanto annunciato candidato unico, ma cosa farà la Lega non è ancora chiaro. Il quadro è incompleto anche a Ribera, dove c'è certa la non ricandidatura del sindaco uscente Carmelo Pace, mentre è già sceso in campo da settimane l'avvocato ed ex consigliere provinciale Matteo Ruvolo, candidato del Centrodestra Unito, cui si andrebbe a contrapporre l'assessore alla famiglia uscente Francesco Montalbano, sostenuto da liste civiche. Anche qui si attendono gli eventuali nomi di Lega e Movimento 5 Stelle, ma non è escluso che vi possa essere qualche ulteriore candidatura. Nulla all'orizzonte a Camastra, oggi guidata da una commissione prefettizia dopo lo scioglimento per mafia. Nessun candidato in vista a Camastra, dove l'uscente Carmelo Panepinto non ha ufficializzato al momento nulla, ma anche a Casteltermini, guidata da un commissario regionale dopo le vicende che hanno riguardato sia il sindaco Gioacchino Nicastro che il primo dei non eletti Filippo Pellitteri. Al momento nessuno dei due ha riproposto la propria candidatura, ma fortissime sono state le resistenze di Pellitteri, che ha da sempre ritenuto che Casteltermini non dovesse andare al voto, ritenendosi lui il legittimo sindaco.
Raffadali, dove l'uscente Silvio Cuffaro, pur se potenzialmente ricandidabile ad oggi, non ha annunciato la volontà di un bis, anche se ambienti a lui vicini sembrerebbero dare per quotata questa ipotesi. Molto simile la situazione a Siculiana, dove non è chiaro cosa intenda fare l'uscente Leonardo Lauricella, mentre è già ufficiale la candidatura civica di Gerlando Zuppardo. Possibile l'arrivo di un candidato del Partito Democratico, ma potrebbe rompere gli indugi già la prossima settimana. A Realmonte invece ha già formalizzato la propria volontà di non ritentare la strada del secondo mandato l'uscente Lillo Zicari. Anche in questo caso non si registrano nomi già ufficiali, anche se molti fanno quello dell'ex sindaco Piero Puccio e quello dell'attuale assessore alla giunta Zicari Sabrina Lattuca. Differenziata al comune di Agrigento, braccio di ferro tra la ditta e il comune. Eugenio Cairone. Se non è scarica a barile, poco ci manca. Parliamo del comunicato diffuso dal Comune di Agrigento a firma dell'assessore all'ecologia Nello Amel. Ebbene, da venerdì 14 febbraio, scrive l'assessore, non sarà assolutamente consentito conferire i rifiuti senza l'utilizzo dei mastelli. A prendere la decisione, sempre secondo l'assessore Amel, sarebbe stata la ditta che gestisce il servizio di raccolta, che intende applicare strettamente il contratto. Alla base ci sarebbe però una sorta di risposta per le rime da parte della ditta, che in pratica si è vista multare per il mancato spazzamento delle vie cittadine. Da qui la sanzione del comune e l'immediata risposta del gestore, che di fatto penalizza i cittadini che rischieranno da venerdì di vedere i propri rifiuti non raccolti se non adeguatamente depositati nei mastelli. Insomma, in tema di raccolta differenziata ad Agrigento siamo alle solite, mentre la città attende risposte da parte del comune riguardo proprio lo spazzamento delle strade. Ai cittadini che pagano e non poco il servizio non interessa sapere nulla dei rapporti che esistono tra gli amministratori e la ditta. Alla gente interessa vedere gli spazzini come una volta per ripulire soprattutto i quartieri abbandonati a se stessi. È questo che interessa ai cittadini di Agrigento. L'ufficio ecologia, si legge nel comunicato dell'assessore Amel, ha attivato un piano di vigilanza per reprimere le trasgressioni. Reprimere, insomma, sempre reprimere i cittadini, anche quelli per bene, piuttosto che reprimere una volta per tutte il pressapochismo con il quale si va avanti ormai da troppo tempo nell'affrontare i problemi nella città dei templi. Caso Sea-Watch, la procura chiede al GIP di indagare ancora su Carola Rackete. La complessità della vicenda e i comprensibili ritardi della polizia giudiziaria rendono necessaria la proroga delle indagini. Il pubblico ministero della procura di Agrigento, Gloria Andreoli, ha chiesto al GIP di poter indagare per altri 6 mesi. L'inchiesta è quella legata all'arresto della comandante di Sea-Watch e alcuni episodi precedenti, il 12 giugno in particolare, quando avrebbe violato i primi alt della finanza, che le vietò di avvicinarsi alle acque territoriali italiane, ma non al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per il quale, secondo fonti vicine alla procura, sarebbe orientata a chiedere archiviazione. Difensori di Carola, gli avvocati Leonardo Marino Alessandro Gamberini, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento dell'ufficio diretto da Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella, potranno presentare memorie per opporsi alla prosecuzione delle indagini. A decidere sarà il GIP Alessandra Vella, la cui ordinanza di mancata convalida dell'arresto nei giorni scorsi è stata ritenuta corretta dalla Cassazione, che ha respinto il ricorso della Procura. Torna libero il notaio Antonino Pecoraro, coinvolto nella maxi operazione antimafia Nebrodi. Il Tribunale del Riesame di Messina ha disposto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di Pecoraro, 74 anni, che ha lo studio a Canicattì. Il notaio era coinvolto nel blitz scattato lo scorso 15 gennaio e sfociato nell'emissione di 94 misure cautelari, 48 in carcere e 46, tra cui il professionista e domiciliari. Ad emettere le misure era stato il giudice per indagini preliminari di Messina, Salvatore Mastroeni, ad eseguirle
i carabinieri del Rosso e la Guardia di Finanza. I giudici peloritani hanno ritenuto che non fossero motivate le esigenze cautelari che riguardavano il notaio. Pecoraro, difeso dagli avvocati Sergio Monaco e Alberto Gullino, rimane indagato per avere consentito il fittizio trasferimento della proprietà di una serie di terreni localizzati nelle province di Enna e Messina sulla catena montuosa dei Nebrodi, passaggi che nell'ottica accusatoria avevano lo scopo di concentrare il possesso di un gran numero di ettari nelle mani di prestanome dei boss della zona di Tortorici, appartenenti alle cosche dei Batanesi e dei Bontempo Scavo, in modo da ottenere più contributi dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dall'Unione Europea. Sebbene le esigenze cautelari fossero ampiamente motivate per gruppi di indagati, osserva il collegio giudicante presieduto da Massimiliano Micali, riguardo alla posizione di Pecoraro c'è una nullità assoluta proprio per la mancata esposizione delle ragioni che giustificano l'arresto del notaio. Lo specifico ruolo ritagliato a Pecoraro nel corpo dell'ordinanza impugnata, si legge nel provvedimento del Tribunale, richiedeva una individualizzata indicazione delle precipue esigenze cautelari da salvaguardare, cosa non avvenuta e il Tribunale non può certo integrare la motivazione dell'ordinanza del GIP. Da qui l'annullamento e l'immediata liberazione di Pecoraro, una questione tecnica determinata dalla carenza di motivazione nell'ordinanza di custodia cautelare già eccepita dagli avvocati Monaco e Gullino, che avevano immediatamente sollevato la nullità dell'ordinanza e poi l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del loro assistito. Nel corso dell'udienza di trattazione la procura chiedeva la declaratoria di nullità dell'ordinanza di custodia cautelare con questa motivazione: per omessa motivazione in tema di esigenze cautelari, da cui discende l'annullamento del titolo cautelare, vizio che risulta assorbente rispetto alla disamina degli ulteriori motivi di gravame. Il riesame nei giorni scorsi ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare e rimesso in libertà altri 20 indagati. Borgo Scala dei Turchi, le motivazioni della sentenza di condanna nel servizio di Lello Casesa. Torna a far discutere la costruzione delle 50 villette nel borgo della Scala dei Turchi, che da alcuni anni ha scatenato reazioni tra cittadini, ambientaliste, istituzioni e le imprese. La lottizzazione del borgo Scala dei Turchi con le 50 villette a poca distanza dalla scogliera dell'Agrigentino è abusiva. Lo ribadisce il GUP di Agrigento, che ha depositato le motivazioni della sentenza che riguarda gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Sono dunque i legali rappresentanti, il presidente della società costruttrice, la Comair Immobiliare, un funzionario della soprintendenza di Agrigento ed il progettista. Il progetto risale al 2013, prevedeva la costruzione di una cinquantina di ville e alloggi di lusso a ridosso della famosa scogliera di Marna Bianca di Realmonte. Il sito era stato posto sotto sequestro dalla Procura di Agrigento nel 2014, dopo gli esposti del circolo locale di Legambiente Rabat, e al processo si era costituita parte civile Legambiente con l'avvocato Daniela Ciancimino. La sentenza depositata ha confermato la lottizzazione abusiva della Scala dei Turchi ed anche la violazione delle distanze di inedificabilità assoluta dei 150 e 170 metri dalla battigia e gli sbancamenti illeciti. La Comair, con il suo legale rappresentante, aveva chiesto un risarcimento di 5 milioni di euro al circolo per i danni subiti dalla sospensione dei lavori e dalla revoca delle autorizzazioni. Adesso, con il dispositivo della sentenza, la stessa ditta dovrà risarcire Legambiente. Per gli imputati sono state disposte delle pene, la cui sospensione sarà subordinata all'abbattimento delle opere abusive già realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla confisca degli immobili. Il processo prosegue invece per gli altri imputati, tra cui l'allora sindaco di Realmonte Giuseppe Farrugia, alcuni funzionari dell'ufficio tecnico comunale che avevano rilasciato le autorizzazioni. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Tragedia in provincia di Siracusa, un piccolo aereo è precipitato e nello schianto ha preso fuoco. Le 2 persone che erano a bordo hanno perso la vita. C'è il servizio. Tragico incidente aereo questa mattina nella zona di Carlentini, nel Siracusano. Un aereo ultraleggero è precipitato e ha preso fuoco. Nello schianto del velivolo sono morte le 2 persone che erano a bordo. Sul luogo dell'incidente, nelle campagne tra Francofonte e Lentini, si sono recati la polizia e i vigili del fuoco. Il velivolo precipitato è un Tecnam P2002.
Il tragico incidente aereo è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina in contrado Ortonuovo a Carlentini. L'aereo ultraleggero era utilizzato per le esercitazioni e per attività di addestramento. Il velivolo, secondo quanto si apprende, era decollato proprio per un volo di addestramento dall'Aeroclub di Catania e a bordo c'erano un istruttore esperto e un giovane allievo. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato il mezzo a perdere improvvisamente quota e a precipitare al suolo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Ispettori dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo e dell'Ente Nazionale Aviazione Civili stanno effettuando gli accertamenti del caso. A Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, incendio nell'abitazione di 3 sorelle. 2 sono morte e una si è salvata. I particolari nel servizio. Ancora una tragedia nel Messinese a causa di un incendio. 2 anziane sorelle sono morte nel rogo che ha distrutto la villetta in cui abitavano. L'episodio è avvenuto a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. Una terza sorella è riuscita invece a mettersi in salvo. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, le fiamme si sono sviluppate intorno alle 5:20 di questa mattina. Ancora da chiarire le cause del rogo. Si pensa ad un cortocircuito. Lanciato l'allarme, sul posto si sono recati gli uomini della locale polizia municipale, i carabinieri di Roccalumera e quelli della compagnia di Messina Sud e i vigili del fuoco di Letojanni. Un'autobotte è giunta anche da Messina insieme al personale del 118. Le squadre hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio divampato all'interno della villetta. Le fiamme erano già altissime e per le 2 sorelle anziane non c'è stato niente da fare. Sono state rinvenute senza vita all'interno del casolare sul lungomare. Le vittime ritrovate carbonizzate avevano 96 e 89 anni. A dare l'allarme è stata la terza sorella di 83 anni, rimasta fortunatamente illesa. Passanti, residenti e commercianti si stavano radunando nello spazio dove di mercoledì ha luogo il mercato quindicinale e che per oggi è stato annullato. Anche il primo cittadino, Piero Briguglio, si è recato sul luogo dell'incidente. Indagini sono in corso per stabilire le cause dell'accaduto. Una delle sorelle trovate carbonizzate è stata rinvenuta ancora a letto. L'altra, accortasi probabilmente del pericolo, stava tentando di mettersi in salvo senza riuscirci. La terza sorella sopravvissuta è riuscita a fuggire dalla finestra del bagno, dove pare sia avvenuto il cortocircuito che ha scatenato il rogo. Il personale dell'azienda sanitaria di Agrigento è più al sicuro a fronte delle ricorrenti aggressioni nei reparti operativi. La direzione ha dotato medici e paramedici di telecomandi che inviano subito una richiesta di intervento alle forze dell'ordine in caso di necessità. I telecomandi sono direttamente collegati al numero unico dell'emergenza e soccorso, ovvero il 112. Tale copertura di sicurezza investe tutti i presidi ospedalieri agrigentini e gradualmente anche le guardie mediche del territorio. Ancora un arresto per spaccio nell'ambito dell'operazione Piazza Pulita 2 eseguito dai carabinieri della stazione di Agrigento nei confronti di un cittadino gambiano di appena 21 anni, già noto ai militari. In tasca aveva dosi di droga pronte per essere vendute. Non si ferma dunque l'attività antidroga Piazza Pulita 2 dei carabinieri della compagnia di Agrigento nel centro della città, lungo le strade frequentate dalla movida giovanile, laddove i pusher aspettano i loro clienti pronti a vendere a prezzi concorrenziali le loro droghe. È di una settimana fa l'ultima attività di contrasto alla droga svolta nel quartiere Ravanusella, allorquando sono stati rinvenuti quantitativi di hashish e marijuana abilmente nascosti nel dedalo di vie. In questo caso un ragazzo gambiano di 21 anni si stava girando con fare circospetto per le stradine del centro storico quando, appena visto i carabinieri avvicinarsi, ha provato a fuggire passando da via Cesare Battisti, probabilmente per dileguarsi verso la stazione ferroviaria. Il tentativo è stato però vano e i militari, anche grazie alle ormai consolidate conoscenze dei pusher e i loro trucchi per nascondere la droga, lo hanno bloccato e accuratamente perquisito. Dalle tasche e dai doppi fondi dei vestiti del giovane sono sbucati 100 grammi di marijuana già confezionata in dosi e quasi 100 euro in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente provento dell'attività di spaccio. I carabinieri hanno quindi arrestato il 21enne per detenzione ai fini di spaccio e lo hanno accompagnato al carcere di Agrigento. Prosegue dunque senza sosta, sulla scia dell'operazione Piazza Pulita eseguita la scorsa primavera, il contrasto alla movida senza regole a tutela del weekend degli agrigentini, volta a scoraggiare e fermare drasticamente ogni condotta di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico per garantire sempre maggiore tranquillità alla cittadinanza.
Il Consiglio del Parco Valle dei Templi delibera nuovi lavori non solo all'interno della valle, tutte le novità con il direttore Roberto Sciarratta al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Direttore, avete recentemente approvato delle novità, di cosa si tratta? Se ci può anticipare qualcosa. Noi sulla base di un orientamento del Consiglio che ha destinato delle somme per alcuni progetti che avevamo già in cantiere, ieri abbiamo approvato, sono stati approvati dal Consiglio alcuni progetti importanti che sono molto, da un punto di vista architettonico, archeologico e di valorizzazione importanti non solo per la valle ovviamente ma per tutta la città, a partire dal restauro del Telamone e dell'area del Tempio di Giove, un progetto di circa 600.000 euro che consentirà, attraverso una interlocuzione avviata da decenni con l'Istituto Germanico, consentirà di mettere in piedi uno dei telamoni che è stato ricostruito in situ e che per ora si può vedere all'area di Giove, oltre al mettere in piedi il telamone, che quindi avrà una valenza ovviamente non solo da un punto di vista archeologico e di ricostruzione e di interesse per tutta l'area, da un punto di vista di valorizzazione consentirà, unitamente alla creazione e ricomposizione previa catalogazione che è stata fatta, come dicevo, nei decenni precedenti, di alcune parti che compongono la parte della trabeazione complessa che vi era sopra il telamone. Noi la faremo, la ricomporremo e sarà individuato un percorso che ne possa attenzionare la valorizzazione. Assieme a questo progetto ci sarà quindi una visione diversa e nuova, un po' che possa consentire al visitatore di avere una certa idea della ampiezza e maestosità del Tempio di Giove. Analogamente a questo progetto abbiamo approvato ieri un progetto di ricostruzione del santuario rupestre. Negli anni scorsi per problemi di cedimenti era stato smontato, accantonato, catalogato. Quest'anno con questo progetto metteremo inizio e completeremo il restauro dei singoli blocchi che lo compongono e lo rimonteremo. Questo quindi è un monumento che viene ridato così come lo avevamo trovato prima di impalcature, viene ridato alla completa valorizzazione e fruizione dei visitatori. Oltre a questo sono stati poi dei progetti che non sono minori ma che sono importanti e che riguardano ovviamente un itinerario che riguarda i monumenti e gli edifici pubblici che sono presenti nell'area museale, Ecclesiasterion, Buleterion, Tempio Romano e anche Ipogeo Giacatello, attraverso un percorso di fruizione che possa legare questi monumenti e consentire al visitatore di avere una visione più ampia del patrimonio monumentale e archeologico che abbiamo. Sono state finanziate una perizia pure per il miglioramento delle sale espositive del museo all'interno, così come sono state approvate 2 perizie per Eraclea Minoa. Questo consentirà un miglioramento dei servizi di accoglienza che abbiamo fatto assieme al nostro gestore dei servizi di valorizzazione, che procederà alla realizzazione della nuova biglietteria, bookshop e caffetteria. Noi come parco invece abbiamo finanziato i nuovi servizi igienici, il miglioramento del belvedere, il miglioramento dei percorsi e il miglioramento della cartellonistica, unitamente a 2 perizie per la conoscenza del teatro di Eraclea Minoa, che è il nostro obiettivo principale, che ci prefiggiamo nei prossimi anni di andare a un percorso che possa prevedere, una volta acquisiti tutti i dati e con un convegno che abbiamo già organizzato, che possa discutere sulle risultanze che abbiamo avuto, di cui abbiamo avuto conoscenza dopo le indagini, che possa prevedere un bando di tipo internazionale per restituire al mondo intero un teatro che è diciamo una meraviglia e che versa in condizioni per ora non certo ottimali,
In ultimo abbiamo fatto pure dei progetti di restauro per i siti esterni, mi riferisco a Licata, al Castello di Monte Sant'Angelo, al museo e anche a Sambuca di Sicilia e soprattutto in ultimo, ma non ovviamente per minore importanza, su Villa Romana a Punta Grande abbiamo stanziato 180.000 euro per il recupero di alcuni pavimenti e di alcuni muri degli ambienti e per un progetto di valorizzazione che consentirà ai visitatori, su un progetto al cui stiamo lavorando con il nostro concessionario dei servizi, che consentirà con prenotazione di avere una visione e una visita guidata di un sito che in un posto strategico da un punto di vista turistico, in un posto strategico da un punto di vista archeologico, cui bisognava dare la giusta attenzione. Adesso l'intervista all'imprenditore Fabrizio Lagaipa, eletto amministratore del distretto turistico Valle dei Templi. Sentiamo. Fabrizio Lagaipa, nuovo amministratore del distretto turistico della Valle. Ecco, quali saranno gli obiettivi e come intenderà portarlo avanti? Il distretto turistico sta tornando a nuova vita dopo un rinnovato interesse da parte della Regione Sicilia. Ci sono tanti progetti in itinere, abbiamo risposto anche a una call per quanto riguarda delle idee di promozione. Io succedo a Gaetano Pendolino, che ha fatto un grande lavoro, non fosse altro perché ha dato vita al distretto, che nasce da una costola del consorzio turistico, anche questa da lui creata, ed eccoci a una nuova fase di vita di questa che è attualmente l'unica realtà promozionale del nostro territorio. Ci sono tante idee, ci sono tanti progetti. Io ho deciso di mettermi a disposizione perché credo in questa terra, io ci vivo, ci investo e desidero che sia il paradiso che può e deve essere. Il distretto ha una struttura dalle 1000 potenzialità, almeno inizialmente quando fu fatto, tanti soci, tanto entusiasmo, però negli anni, insomma, anche grazie alla Regione non mi sembra che ci sia stato un lavoro particolarmente impegnativo, anche recentemente addirittura si era pensato a una liquidazione. Nonostante ciò lei ha voluto intraprendere questo percorso. Allora, in assemblea si è votato sull'ipotesi di liquidazione o meno, si è deciso di continuare. Io per primo sono stato in passato straordinariamente critico, non nei confronti del distretto in sé, ma nel fatto che un ente che non aveva il supporto della Regione, che da una parte l'aveva in qualche maniera promosso, dall'altra poi l'aveva disconosciuto, quindi sembrava senza senso. Ora invece a quanto pare il vento è notevolmente cambiato, perché la Regione ha riattribuito centralità ai distretti e quindi ci sono dei finanziamenti che sono già stati destinati in teoria a progetti di promozione sul territorio, quindi una promozione di secondo livello dove però si possono fare delle belle cose, quindi speriamo di lavorare per il nostro territorio. Ricordo che lei ha avuto già un'esperienza con la costituzione del Consorzio Turistico Valle dei Templi. Consorzio turistico, a differenza del distretto che è un ente pubblico-privato, il consorzio turistico è un'associazione puramente privata. Abbiamo fatto tante iniziative con tutte le difficoltà di essere privati su un territorio come il nostro dove non c'è niente. Noi, gli imprenditori dalle nostre parti sono veramente molto disagiati. Abbiamo fatto il possibile, spero in questo nuovo ruolo di poter fare ancora meglio, molto meglio. Ecco, il primo punto che potrà fare come nuova guida del distretto quale sarà? Allora, la primissima cosa che faremo ovviamente è essere presente in questa bellissima vetrina che è la festa del mandorlo in fiore, quindi è una cosa che chiaramente ha un respiro molto breve perché è una cosa di qua a un mese, però è importante dare un segnale di vita. Dopodiché andremo a Palermo e andremo a valutare tutte le opportunità di finanziamento e di promozione che si offrono al nostro territorio e faremo partire delle ulteriori sinergie, ad esempio con l'ente parco, che è il nostro socio, e quindi adesso l'ente parco ha la responsabilità di promuovere ben 48 siti archeologici, mentre prima ne gestiva uno soltanto, e quindi ci metteremo a disposizione per questa promozione e ci metteremo a disposizione anche per contribuire a trovare dei fondi europei che possano avere una ricaduta vera sul nostro territorio. Io sono un imprenditore, per me le risorse devono dare risultati
fatti con cose che si toccano, per cui io sono contrario a qualsiasi ipotesi di progetti faraonici che poi non lasciano niente. Speriamo di fare bene. C'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. La Regione procederà all'esproprio della Scala dei Turchi di Realmonte e si farà carico di tutelare il sito che per la sua bellezza unica attrae turisti provenienti da tutto il mondo e quanto emerso ieri mattina al termine dell'audizione in Commissione Territorio e Ambiente all'ARS c'è il servizio. La Regione procederà all'esproprio della Scala dei Turchi di Realmonte. Si farà carico di tutelare il sito che per la sua bellezza unica attrae turisti da tutto il mondo. E quanto emerso ieri mattina al termine dell'audizione in Commissione Territorio e Ambiente dell'ARS, presieduta dall'onorevole Giussi Savarino, richiesta dai deputati regionali 5 Stelle Giovanni Di Caro e Roberta Schillaci. La Scala dei Turchi di Agrigento, ha detto il presidente Savarino, è uno dei siti più instagrammati, perla del turismo mondiale, candidata a far parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, bene paesaggistico da tutelare. In quarta commissione abbiamo affrontato la questione Scala dei Turchi coinvolgendo anche tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta. Erano presenti infatti i rappresentanti delle associazioni ambientaliste Mare Vivo e Mare Amico, oltre all'associazione Scala dei Turchi che raccoglie l'adesione di centinaia di imprenditori turistici ed esercenti di Realmonte che lavorano all'ombra del brand. C'era il privato proprietario della particella catastale in cui ricade la Scala dei Turchi, Ferdinando Sciabarrà, con il suo legale l'avvocato Palillo, che ha ribadito le ragioni del contenzioso giudiziario attualmente in corso tra il comune e il dottor Sciabarrà per la proprietà del bene. Presente anche l'assessore regionale ai lavori pubblici Salvatore Cordaro e c'era anche il sindaco di Realmonte Lillo Zicari. Il capo dell'amministrazione comunale ha relazionato sulle cause che dallo scorso 9 gennaio hanno determinato la chiusura della scala per i crolli della falesia che rendono pericoloso l'accesso al sito. Il problema è che la scalinata di Marna con le sue originali e suggestive forme si sta sgretolando e infatti è stata chiusa con una ordinanza sindacale con l'obiettivo della tutela dell'incolumità pubblica. La chiusura è stata decisa per un periodo di 3 mesi. In questo lasso di tempo vanno trovate le soluzioni per contrastare il processo di erosione in corso. La scala, ha aggiunto Savarino, va messa in sicurezza per garantire la fruizione del bene, una fruizione però che non la deturpi. Il governo Musumeci ha già investito 417.000 euro per i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della scala ed ha quindi garantito la stagione turistica 2019. Oggi abbiamo fatto il punto della questione. Il governo Musumeci, come ha già dimostrato, è pronto a creare le condizioni per tutelare il bene e renderlo fruibile. Stiamo lavorando per garantire la stagione turistica 2020. Un'idea che è stata lanciata durante i lavori è quella della realizzazione di una passerella esterna alla Scala dei Turchi, come quella che c'è sul lago di Iseo, attraverso la quale i turisti possono ammirare la scogliera di Marna Bianca senza necessariamente salirci sopra e deturparla. Ad Agrigento un ciclo di seminari organizzato dall'Ordine degli Ingegneri in programma tra il 21 febbraio e il 17 aprile, tema dell'iniziativa la riqualificazione sismica ed energetica dei fabbricati. Il ciclo completo dei seminari dà la possibilità ai professionisti di acquisire fino a 30 crediti formativi. Dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Riqualificare l'ambiente è un appuntamento che l'Ordine degli Ingegneri organizza al Dioscuri by Palace per il 14 febbraio, un interessante approfondimento di tematiche e attualità e con tanti ospiti, parliamone. Allora, il 14 febbraio è solo la giornata di apertura di questo ciclo di seminari, perché poi ci saranno 7 seminari che verranno svolti presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento e quindi è la sede di via Gaglio. Un seminario che è diviso in 2 moduli, un modulo strutture e un modulo energia. E tutto parte dalle nuove esigenze del territorio, che sono quelle della riqualificazione degli edifici esistenti, problematica di cui l'Ordine si è occupato già in passato avendo organizzato altri corsi e seminari, dalle opportunità che ci sono oggi di ecobonus, sisma bonus e bonus di facciate che rendono appetibile la ristrutturazione degli edifici esistenti e dalle nuove norme che riguardano l'urbanistica nella regione siciliana dove si parla di consumo di suolo zero. È necessario insomma ristrutturare gli edifici esistenti. Noi lo faremo cercando di formare al meglio i tecnici che sono gli ingegneri, ma il corso è aperto anche a geometri, alle altre categorie di architetti e alle altre categorie professionali.
Partirà, dicevo, il giorno della presentazione, giorno 14 febbraio all'8 di Oscuri. Saranno presenti, oltre che saremo presenti con i saluti istituzionali, ma sarà anche tra i relatori l'ingegnere Foti della Protezione Civile di Agrigento, l'ingegnere Genitti che ha fatto un'esperienza all'Aquila post terremoto e ci parlerà della pianificazione post terremoto. Ci sarà anche il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, l'ingegnere Bruno Finzi, che ha portato avanti una modifica al regolamento edilizio del Comune di Milano, introducendo l'obbligo di un certificato di idoneità statica per gli edifici che sono datati e che hanno più di 50 anni o con collaudi che hanno più di 50 anni. Insomma, un corso e un ciclo di seminari che vuole formare i tecnici liberi professionisti in maniera tale da poter ristrutturare al meglio il patrimonio edilizio esistente, quindi i nostri centri storici ne abbiamo tanto bisogno. E con gli altri brevemente? Gli altri relatori saranno, alcuni docenti dell'Università degli Studi di Palermo, tra cui il professore Colaianni, il professore Cucchiara, dei liberi professionisti dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Accardi e Bilello. Tra l'altro saranno assieme a noi anche i laboratori ufficiali per le prove sui materiali, e quindi avremo i 3 laboratori che lavorano nella nostra zona, quindi di ISMAT, Geoprogetti ed RTA. Faranno delle prove pratiche, ci saranno degli esempi concreti di altre attività svolte per recupero del patrimonio edilizio esistente nel nostro territorio. Ha ancora senso oggi scrivere libri in un'Italia dove dicono nessuno legge? No, ma non è che nessuno legge, leggono meno di quanto dovrebbero leggere, ma c'è una quantità di persone che legge e che non solo, ma uno zoccolo duro di persone che leggono parecchio. Quello che manca è proprio la media, cioè persone che leggano un po' di più, ecco, ma che persone che leggono molto ce ne sono. E il linguaggio che viene usato dallo scrittore oggi deve essere un linguaggio a portata di mano anche del lettore. E lei è stata in questi giorni in Sicilia, ha girato Caltanissetta, oggi a Canicattì, ieri è stata a Canicattì. Lei parla sia ai bambini, in questo caso con il libro che questa mattina loro hanno studiato, hanno approfondito, insomma le chiederanno tantissime cose, però parla anche alle persone grandi, quindi un linguaggio che accomuna diverse generazioni. Ma sì, bisogna trovare il modo di comunicare. Il linguaggio è misterioso, è fatto di ritmo, è fatto di pensieri, è fatto di idee, ma è fatto anche appunto di una musicalità che o uno ce l'ha o non ce l'ha, insomma non è tanto facile comunicare. Se si riesce è un miracolo. Sappiamo che i bambini usano il cellulare, gli smartphone, lei invece l'editoria vive anche del libro di carta, perché comunque certo, è tutta un'altra emozione. Sì, infatti la carta fra l'altro è fatta di materia organica e quindi è molto più vicina al corpo umano che non il ferro o il vetro, quindi il rapporto è diverso. Noi siamo troppo legati a un rapporto virtuale, tutto dietro uno schermo. Dobbiamo invece imparare a trattare di più proprio corpo a corpo, persone, vederle, parlare, e abbracciarsi e non soltanto mettere in mezzo uno schermo. Ma pensa che il futuro dell'editoria potrebbe essere anche quello? Sì, io penso che c'è possibilità, perché molta gente è anche stufa della tecnologia. La tecnologia serve, ma non può sostituire i rapporti umani. Prese oggi Dacia Maraini a scuola per incontrare i ragazzi, i bambini che si sono preparati a questo appuntamento in maniera molto capillare, forse hanno letto, hanno commentato assieme ai docenti, insomma non è il solito appuntamento con lo scrittore di turno, ma Dacia Maraini che viene qui a incontrare i ragazzi e per portare l'alta letteratura a Canicattì. È una bellissima opportunità che stiamo offrendo ai nostri alunni. Hanno letto il libro, l'hanno commentato, l'hanno drammatizzato e adesso hanno l'incontro con l'autore, che quindi si raggiunge il massimo, perché hanno la possibilità anche di fare domande, di avere dei chiarimenti, di interloquire con l'autrice. Ecco, questa scuola naturalmente si distingue per quelle che sono questo tipo di attività, tra l'altro la lettura e soprattutto spronare i ragazzi alla lettura è importante anche quando c'è il confronto diretto con chi questa scrittura poi la crea, è l'ideatore di una scrittura, tra l'altro una scrittura molto creativa, quella di Dacia Maraini.
Sì, da noi c'è il progetto, esiste proprio il progetto lettura ormai da un po' di anni, abbiamo una bellissima biblioteca che è portata avanti da un insegnante che cura la biblioteca, dove si fa il laboratorio di lettura. Spesso i bambini leggono i libri e poi hanno l'incontro con l'autore. È chiaro che questo è diciamo un evento principe, perché siamo al massimo, abbiamo una scrittrice importantissima a livello internazionale e i nostri alunni hanno l'opportunità di poter incontrarla e quindi poter anche scambiare idee e avere anche dei chiarimenti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.